questo appuntamento con Morsi di Sicilia vi propongo una ricetta simpatica. Simpatica perché è facilissima da preparare, praticamente fa quasi tutte cose la pentola, in men che non si dica avrete un piatto squisito, i porpicelli murati. Letteralmente i polipetti murati. Perché? Perché andremo a cuocere dei polipetti, che in questo caso sono moscardini, in pentola, murandoli col coperchio senza toccarli più. Questa ricetta tradizionale, più che altro delle zone del palermitano, si fa in realtà un po' ovunque con delle variazioni. Oggi, come sempre, vi propongo la mia. Moscardini o polipetti, quelli che reperite al mercato del pesce. Olio extravergine d'oliva, dei pomodori pelati, del marsala o vino bianco se non lo avete, aglio, cipolla fresca, prezzemolo e un po' di peperoncino, sale e voilà, basta, stop. Mettiamoci subito all'opera. Tradizionalmente questo piatto veniva fatto in pentola di coccio. Io utilizzo la mia un po' più moderna, in Gress, ma va bene uguale. È anche un po' sovradimensionata per le quantità che devo realizzare, ma mi perdonerete. Andiamo a mettere un cucchiaio, 2, di olio. Mentre l'olio scalda noi prepariamo un soffrittino. Aglio, 2 spicchi perché lo schiaccio e poi lo elimino. Altrimenti se lo tritate basta uno e uno, 2, e mettiamo in tegame. Cipolla, questa è fresca, è più delicata, altrimenti va bene anche una cipolla normale, proprio scialla sta ricettina. Aggiungiamo in pentola anche la cipolla, possiamo abbassare un pochino la fiamma e andiamo ad aggiungere un po' di peperoncino perché in questa ricetta ci sta benissimo, ma volendo, se preferite, potete assolutamente ometterlo. In pentola. Lasciamo soffriggere un pochino il soffritto, dopodiché andiamo ad aggiungere i moscardini. Sono moscardini, ma potete utilizzare anche i polipetti, quelli di scoglio, poi non ne parliamo. Si distinguono semplicemente perché la fila di ventose nel moscardino è una, mentre nei polipi o polipetti sono 2. Questi hanno un sapore, diciamo, un po' più, come descriverlo, un po' più spartano del polpo. Secondo me per questa ricetta sono fantastici e rispetto ai polpi costano anche molto meno. Una volta che la cipolla e l'aglio si sono un po' rosolati, basta poco, andiamo ad aggiungere in pentola i moscardini e alziamo la fiamma. Facciamogli fare una tostatura veloce. Facendo questo movimento, anche se non c'è un vero e proprio sugo, quindi salendo e scendendo, i tentacoli si arricciano in maniera un po' più uniforme. Vedete come si stanno arricciando man mano? Che sono belli! Non dobbiamo farli tostare intensamente, anche perché sarebbe quasi impossibile. Infatti i polpi, i moscardini contengono tantissima acqua e quell'acqua a noi ci serve per questa preparazione. Quindi li facciamo rosolare giusto un attimo, dopodiché sfumiamo con il marsala. L'aggiunta del marsala, in sostituzione del classico vino bianco, il fantomatico vino bianco presente in tantissime ricette, gli conferisce una nota di dolcezza più particolare, un aroma molto speciale. Io lo faccio sempre così. Lasciamo evaporare la nota alcolica. Che profumo! E quando l'alcol è perfettamente evaporato andiamo ad aggiungere i pomodori. Non è necessario andare ad aggiungere il sugo di governo dei pomodori pelati, andiamo ad aggiungere i pelati che schiacciamo all'interno della pentola, così grossolanamente. Volendo, se preferite una consistenza del sugo più setosa, meno rustica, potete sostituirli con la passata di pomodoro. Vi dicevo, non è necessario andare ad aggiungere tutto il sugo di governo perché i polpi rilasceranno la loro acqua e quindi abbiamo bisogno di concentrare nella parte del pomodoro, non è necessario diluirla con la loro acqua. Il fatto che io non mi sia schizzata è un piccolo miracolo, ma conoscendomi farei bene a
non parlare troppo presto. Mescoliamo, perfetta direi, e saliamo. A questo punto muriamo i nostri moscardini, i nostri purpicelli, e come promesso facciamo fare alla pentola tutto il lavoro. Li lasciamo mezz'ora a fuoco dolce, lo andiamo ad abbassare, mezz'ora dal momento in cui inizia a bollire il pomodoro, lo sentiamo pippiare. Non aprite la pentola, lasciatele fare il suo lavoro, dopodiché fra mezz'ora la riprendiamo. Nel frattempo però, siccome questa ricetta è troppo facile, proprio troppo, ci andiamo a preparare l'accompagnamento alla nostra zuppetta di pesce. Potete utilizzare il sugo che ne viene fuori per condire la pasta, gli spaghetti, io li adoro, oppure tostare delle fette di pane per bagnarlo dentro. Io opto per la seconda opzione. Prima di passare al pane però, visto che ho il tagliere qua davanti, vado a tritare un po' di prezzemolo fresco che aggiungeremo solo alla fine, ce lo prepariamo prima. Lo aggiungiamo alla fine, un po' come si dovrebbe fare con la maggior parte delle erbe aromatiche, perché così facendo rilascia tutto il suo sapore in purezza e anche quella nota fresca proprio caratteristica del prezzemolo. E preparo qualche bella fetta di pane. Questa è una pagnotta rustica di semola preparata dalla sottoscritta, e se per caso vi siete persi la ricetta la trovate qui. Ma sì, non lesiniamo perché questa zuppetta chiama pane, e lo andiamo a tostare in padella. Filino d'olio sul pane e lo andiamo a tostare. Giriamo le fette così, anche se ancora ovviamente non hanno avuto il tempo di tostare, le ungiamo da ambo i lati e lo facciamo diventare bello con la crosticina croccante. E una volta tostate, volendo, se vi piace, potete strisciarci su con molta delicatezza un po' d'aglio, così da farvi prendere un buon profumino. Mettetelo a crudo, aia! È perfetto così. Volendo potete aggiungere delle erbe aromatiche o del pepe nero. Noi abbiamo già messo il peperoncino nella zuppa, quindi è perfetto così per me. Una volta trascorsa mezz'oretta, e voilà! La pentola avrà fatto le sue meraviglie. Che profumo, io ve lo posso solo raccontare. Impiattiamo. Aggiungiamo il guazzetto, che è stratosferico. Anzi, vi do un consiglio, il master consiglio di oggi. Se decidete di cuocere la pasta, cuocetela in acqua bollente per poco più di metà del tempo di cottura e ultimate all'interno di questo sughetto, risottando la pasta man mano con l'acqua di bollitura. La crema, mamma mia, mamma mia. Aggiungiamo il prezzemolo che avevamo tritato e messo da parte, una bella fetta di pane da pucciare che si raccoglie tutto il sughetto. Sì, l'ho tagliato un po' rustica, ma va bene così, e i nostri purpicelli murati sono pronti. Ho mantenuto la promessa, giusto? Ricetta semplicissima, fa tutta la pentola. Vi posso assicurare che nonostante il poco sbattimento ai fornelli, il gusto è stratosferico. Provatela. Io lo faccio subito. Che bontà! Alla prossima!